Eccoci, buongiorno, benvenuti a tutti a Palazzo Ferrofini, uno dei palazzi più importanti che noi abbiamo nella città di Venezia, perché è una sede istituzionale, cioè la sede del Consiglio regionale del Veneto. Vi porto in questa giornata anche i saluti del nostro Presidente Zaia, io vi porto i saluti del Consiglio regionale. Voi sapete che in Regione c'è il Presidente, ci sono gli assessori, insieme compongono la Giunta, poi c'è il Consiglio, che è costituito da 51 consiglieri, che provengono da tutte le province del Veneto e comunque rappresentano i cittadini veneti. Questa è una location, e mi rivolgo a voi cari ragazzi del Valsugana Rugby Junior, questo è uno dei luoghi più importanti che noi abbiamo e questo è uno dei palchi dove vengono presentate le iniziative più importanti del Veneto in ambito culturale, in ambito sociale e in ambito sportivo. Quindi essere qui oggi deve essere per voi motivo di orgoglio, per tutta l'attività che voi avete svolto e per il risultato che avete conseguito. Quindi oggi voi a livello veneto, a livello di cittadini veneti, noi siamo in 5 milioni, voi rappresentate quindi la nostra regione e siete quindi per noi l'orgoglio sportivo. E non c'è luogo migliore appunto per celebrare questo orgoglio sportivo. È venuto il Padova per il cambio di categoria, quindi abbiamo festeggiato il calcio, però ci sono altre discipline sportive, quindi siamo ben felici di festeggiare il calcio, ma riconosciamo anche il valore che hanno tutti gli altri sport, in questo caso il rugby. E oggi celebriamo un titolo che è stato conseguito a livello italiano ed è quindi motivo di vanto per voi, per la vostra società, per i vostri allenatori, per lo staff, per la dirigenza, per i genitori che vi sostengono, perché poi di fondo sono le persone che alla base danno delle opportunità a noi, a voi, di poter esprimersi, in questo caso nell'ambito della disciplina sportiva. Essere campioni d'Italia vuol dire essersi impegnati tanto, vuol dire aver dedicato tempo, vuol dire aver dedicato impegno, energie, sacrificio, e quindi oggi vi vengono riconosciuti. Oggi, in questa sede, in questo momento a livello istituzionale importante, vi si vuole riconoscere proprio tutto il vostro impegno, tutta la fatica che voi avete fatto e il risultato che avete conseguito. Quindi non banalizzate, non considerate di poco conto, ma assaporate appieno il risultato che avete raggiunto e soprattutto di essere venuti qui in Veneto, a Venezia e appunto in uno dei luoghi più importanti che noi abbiamo. E condividiamo quindi questo momento di festa, lo facciamo con quelli che sono i protagonisti, però non prima di aver visto il video che adesso lanceranno, così lo vedremo insieme. Complimenti quindi al Valsugana Rugby Junior e direi a questo punto di chiamare con noi uno dei dirigenti, di coloro quindi che contribuiscono a tenere forte la società e mi dicono anche tesoriere, quindi ha un ruolo fondamentale nella compagine societaria. Quindi benvenuto con noi oggi, quindi cedo la parola a Desiderio Pinto. Grazie mille, grazie. È un onore per noi intanto essere qui con voi in Regione, essere stati chiamati è motivo d'orgoglio per la società. Siamo una società relativamente giovane, abbiamo comunque 43 anni di storia anche noi, quindi qualcosina abbiamo fatto e siamo orgogliosi di questa squadra. Noi abbiamo
circa 400 ragazzi che comunque nell'ambito dell'attività sportiva di rugby si allenano da noi. Abbiamo circa un centinaio di allenatori che condividono questo amore per lo sport e questa passione. E la passione che ci hanno messo quest'anno questi ragazzi li ha portati ad ottenere questi risultati. Devo dire che oltre all'Under 18 siamo orgogliosi anche di quello che hanno fatto la prima squadra, che anche lei è passata di categoria, è passata dalla categoria A2 alla categoria A1 e quindi anche questo è un motivo d'orgoglio. L'anno prossimo un campionato impegnativo, nazionale anche quello, è sicuramente molto sfidante. L'Under 16, che è anche quella forse per un pizzico di sfortuna, diciamo così, siamo arrivati in finale, ma siamo arrivati solo secondi, qualcuno a onore al merito ci ha battuto e quindi comunque un risultato molto buono anche per noi. E poi abbiamo la nostra squadra femminile che da anni ormai arriva in finale del campionato nazionale, siamo arrivati anche in quell'occasione secondi, ma avremo modo di rifarci per l'anno prossimo. Tornando a noi, a questa squadra, è una squadra che all'inizio dell'anno aveva degli obiettivi, sicuramente non quello di arrivare in finale. Con gli allenatori insomma ci eravamo parlati, avevamo sicuramente voglia di fare bene, sapevamo che avevamo delle possibilità molto buone perché il gruppo c'è, è un gruppo che ormai l'allenatore conosce da qualche anno vuol dire quasi una quindicina più o meno, insomma alcuni più giovani hanno iniziato molto piccoli, ecco, quindi sicuramente lui li conosce molto bene, quindi sapeva bene con chi aveva a che fare. I ragazzi hanno seguito lo staff e lo staff ha seguito i ragazzi. Questo ci ha permesso di arrivare forse dove neanche noi pensavamo di riuscire ad arrivare e dove pensavamo di poter arrivare. Alla nostra portata poteva essere la semifinale, poi in semifinale sono riusciti a tirare fuori l'orgoglio, la forza, la passione, perché questo è quello che ogni giorno li ha mossi a venire agli allenamenti. Abbiamo visto il filmato, abbiamo visto tanto fango anche, quindi vuol dire che è uno sport dove alla fine ci si sporca le mani e bisogna far fatica, non è uno sport dove chiunque insomma può pensare di arrivare, ci vuole dedizione, ci vuole impegno. Alcuni di loro, non scordiamocelo, hanno anche conseguito la maturità quest'anno, quindi un doppio impegno, un impegno di un campionato molto lungo, è iniziato il 15 di ottobre e l'abbiamo finito il 25 di maggio e quindi sicuramente un campionato molto lungo e i ragazzi sono riusciti a dare veramente il meglio di sé. Come società siamo orgogliosi, lo sanno, gliel'abbiamo detto a più riprese, diciamo che questo è l'ultimo momento di festa, chiudiamo questo campionato, ripartiamo con la nuova stagione. È uno sport, il rugby, dove l'impegno, la dedizione, lo spirito di squadra, lo spogliatoio è un qualcosa che forse non ha uguali. Insomma, io ho fatto anch'io dello sport e devo dirvi che quello che ho visto in questa stagione, siamo partiti, diciamo, ragazzi, siamo diventati uomini alla fine. Questo non solo per il risultato sportivo che è stata il coronamento dell'attività che abbiamo fatto, ma proprio perché le persone sono cresciute e questi ragazzi sono cresciuti. Grazie ancora agli allenatori, grazie al capitano che non ha mai mancato di dare il supporto a tutta la squadra, anche nei momenti un po' più difficili, ce lo ricordiamo bene con gli allenatori, un paio di riunioni fatte tra fine gennaio e febbraio dove insomma abbiamo avuto un attimo di smandamento. Siamo riusciti a venirne fuori, siete riusciti a venirne fuori, penso che gli allenatori, la società insomma in qualche modo vi sia stata di supporto e questo vi ha permesso poi di raggiungere il risultato. Non ho altro da aggiungere, grazie ancora per quello che avete fatto, grazie ancora per quello che farete per chi resta in Under 18 per la nuova stagione e per chi invece fa il salto e va nella categoria maggiore, buon lavoro e buona continuazione e soprattutto lo sport sì, ma ricordiamoci che dobbiamo continuare a studiare perché quello è quello che ci permetterà di lavorare meglio anche nella vita. Lo sport è una base fondamentale sul quale voi avete lavorato bene e dovete continuare a lavorare anche negli anni futuri, ma la vita è fatta anche di studio e quindi su quello io vi auguro anche un buon augurio per i prossimi anni. Grazie mille. Ringraziamo Desiderio Pinto che ha messo in evidenza come in realtà non solo questa categoria ma anche le altre sono riuscite a conseguire degli ottimi risultati e questo quindi a dimostrazione che è una società questa articolata, strutturata, dove c'è di fondo passione e c'è voglia quindi di investire sui ragazzi e sullo sport, quindi un ringraziamento anche
perché non lo si fa mai abbastanza a coloro che sono all'interno delle società sportive per tutto il tempo che dedicano per l'attività che svolgono. Quindi grazie per quello che fate come società. Grazie ancora, grazie anche a voi invece. E adesso io chiamerei l'allenatore, magari che ci dice anche un po' il segreto dell'attività svolta, e abbiamo Jacopo Pivetta. Buongiorno. Vorrei intanto portare ringraziamenti anche io da parte dello staff per questa conferenza, che va solamente a valorare il risultato che hanno raggiunto questi ragazzi. Come è stato detto prima, è un risultato fatto da tanti sacrifici. Ho fatto sport anche io fino all'anno scorso, e per arrivare a certi risultati devi sacrificare molto nella tua vita privata soprattutto. Come ha detto Desiderio, c'è lo studio, porta via tempo anche quello, e quindi so che cosa hanno passato durante l'anno. Segreti no, lavorare. Io non posso dire nulla contro o qualcosa di sbagliato fatto durante l'anno. Abbiamo avuto sempre medie di presenze alte, abbiamo sempre avuto intensità, abbiamo sempre avuto attenzione, abbiamo sempre avuto anche un qualcosa da inseguire. Ogni tanto, no, fa la differenza aver sempre una meta davanti e dover lavorare tanto per raggiungerla, e ci sono riusciti. Grazie. Grazie allora all'allenatore, che quindi ci fa capire in realtà un principio fondamentale che vale nello sport ma vale nella vita in genere, che per arrivare a dei risultati comunque bisogna fare tanta fatica. Allora chi ci promette nella società, perché ormai un po' l'indirizzo è questo, no? In generale il guadagno facile senza troppa fatica non è che arriva, ci prende in giro chi ce lo dice. In ogni ambito, da quello sportivo a quello lavorativo, anche in quello sentimentale delle relazioni, bisogna sempre impegnarsi e metterci la fatica e l'impegno che sono necessari, e quindi la dimostrazione lo siete voi oggi. Quindi grazie anche all'allenatore. Grazie. Un bel applauso per tutto l'impegno. E passiamo adesso quindi al nostro capitano Enrico Bizzotto, che è stato il riferimento quindi della squadra. Sì, allora io non ho molto da dire. Intanto partirei ringraziando per questa opportunità, per essere qua, che è di sicuro, come ha detto lei, un luogo molto ma molto importante, e che sì, fa vedere e ci dà forse anche un grazie per tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Come avevo già detto, come avevo già avuto modo di dire a tutti i miei compagni, non è stato un anno per niente facile, è stato un anno in cui ci siamo dovuti allenare intensamente ogni allenamento. Non c'è stato un allenamento in cui abbiamo detto beh dai, oggi possiamo andare tranquilli, no, anzi era sempre cercare di migliorarsi, e questo lo testimoniano queste foto che abbiamo qua di fianco, e fanno vedere tutto l'impegno che ci abbiamo messo durante l'anno, che non è stato sì per nulla scontato, perché vuol dire, tra virgolette, escludere molte altre cose della propria vita, che però dopo, se danno questo risultato, ovviamente allora forse vale la pena. E sì, quindi come ultima cosa vorrei ringraziare tutti i miei compagni, come penso che sappiano, senza di loro veramente sarebbe stato molto molto difficile. Attraverso il loro impegno, attraverso la loro dedizione siamo riusciti ad arrivare a questo punto, quindi un enorme grazie, e dopo ovviamente anche a tutto lo staff, in particolare agli allenatori, che è stato un lavoro immenso, penso, da parte loro. Penso che non c'è stato un giorno senza che non abbiano pensato a noi, a cosa fare, cosa portarci, a darci nuove opportunità, tutto insomma quello che è servito per migliorarsi sempre. E quindi ecco, un grazie di nuovo a tutti voi e a lei e a tutti quelli che hanno permesso oggi di essere qua. Ma ditemi una cosa, ma come capitano è stato pressante oppure anche un po' leggero? Non possiamo dirlo. No. Ah, no, non possiamo.
Ti vogliono bene, capitano. Grazie, e io a questo punto chiamerei, permettetemi, anche un genitore, perché poi allora abbiamo quindi conosciuto e apprezzato la società, lo staff tecnico, i giocatori, però poi di fondo c'è anche un'altra componente fondamentale in tutte le società, che sono i genitori, soprattutto quando abbiamo a che fare con gli atleti che sono ragazzi, che sono tra l'altro i migliori atleti. E quindi io chiamerei qui Elisabetta Rettore, che ha contribuito ad organizzare questo momento. Quindi Elisabetta, il podio è tuo, da mamma. Oltre che ad essere una bravissima amministratrice, perché è anche consigliere comunale a Vigonza. Beh, Elisa, grazie. Penso di leggere un po' il pensiero di tutti dicendo che è sicuramente una location molto particolare. Avere l'occasione di venire dentro questi palazzi, scoprire angoli di Venezia magari mai visti, è un orgoglio in più per noi veneti, perché effettivamente ovunque tu vada nel mondo, se dici che vieni da Padova ti chiedono dov'è, se dici che vieni da Venezia, potete essere nel paese più disperso in Africa, ma sanno benissimo dove è Venezia. Il matrimonio di Bezos. Esatto, tra l'altro, infatti. Quindi io da genitore voglio ringraziare gli altri genitori, perché oltre che alla società dei ragazzi, perché secondo me i ragazzi sono arrivati in Under 18 dopo essere partiti all'Under 4, l'Under 5, cioè l'Under 4, 6, 8, 10, quindi sono veramente tantissimi anni che noi accompagniamo i nostri figli diverse volte alla settimana a Valsugana, li accompagniamo durante i loro tornei, ricordo giornate intere, anche weekend passati magari via per potergli permettere di partecipare ai vari tornei, perché da piccoli non è che puoi arrivare, li molli e poi si arrangiano da soli, no? Per cui è un impegno anche per noi famiglie. Però se poi, chiaro, quando arrivano questi risultati è l'apice della felicità per tutti, ma io ricordo l'anno scorso, quando hanno perso la finale da Under 16, che è stata bravura anche di noi genitori riuscire a poi tirarli su, perché perdere, faccio uno spunto, perdere all'ultimo minuto per un punto, devo dire che non è stata semplice per i ragazzi andarne fuori. È chiaro che poi arrivano questi successi e nel successo è sempre tutto facile, no? E quando magari c'è la sconfitta che noi genitori abbiamo l'onere e l'onore di portare anche avanti e continuare a dire dovete continuare, dovete provarci, perché ci sono ragazzi che si scoraggiano, cioè sarebbe sciocco non dirlo, i ragazzi a volte si scoraggiano magari perché giocano meno, perché magari hanno sbagliato, perché... Quindi io credo che sia fondamentale l'aiuto a casa, il famoso aiuto a casa che usano nei vari giochi televisivi, no? Quindi da parte di tutti i genitori penso di poterci autodire grazie e cos'altro dire? Ragazzi, siete fantastici, avete fatto un anno fantastico, ma anche se non aveste vinto sareste stati fantastici lo stesso. Quindi grazie ancora. Bene, abbiamo finito la scaletta degli interventi. E naturalmente ci rivolgiamo ai genitori, ragazzi, con un senso di gratitudine, ecco, perché poi se si riesce a fare sport è perché comunque ci sono delle famiglie dietro che investono anche su questo, quindi grazie anche ai genitori che permettono di rendere grande il nostro sport veneto, italiano, e appunto a diventare campioni d'Italia. Allora, con un grande in bocca al lupo per l'attività anche futura sportiva che svolgerete. L'augurio che io vi faccio poi è di essere dei vincenti nella vita, che non vuol dire vincitori. Il vincente è colui che mentalmente vince. Vince nello sport, vince nel lavoro, vince nelle relazioni, e cioè la persona che si impegna, che sacrifica, voi l'avete dimostrato, che ha rispetto degli altri, che rispetta le regole, che anche se magari gli altri qualche volta non rispettano, però si continua ad essere rispettosi delle regole, perché si ha degli esempi. E allora con questo spirito, con questo auspicio, veramente vi faccio i complimenti a nome della Regione del Veneto e vi auguro appunto che possiate essere vincenti anche per il futuro. Grazie alla società, grazie allo staff tecnico, grazie a tutti voi ragazzi che proseguite nella vostra attività sportiva.